Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Siamo tornati in montagna dopo 3 settimane? Sì. 3 settimane. In queste settimane, fatalità, mi sono nuovamente ammalata e quindi adesso dobbiamo ripartire con calma. Purtroppo non riesco ad essere in forma e vabbè, accetteremo anche questo. Ho finito da 2 giorni l'antibiotico, mi sento una cacchetta, sono molliccia, sono fiacca, comunque mi sento veramente uno schifo e non mi sento in forma neanche per fare cime e di conseguenza un po' gioca tutto sull'umore. Sono state settimane veramente impegnative, sia a livello di salute sia a livello di stress personale. Oggi siamo saliti, siamo quasi arrivati in cima al Col Margherita. Ci troviamo praticamente sul Parco Naturale Paneveggio, Palle di San Martino. Siamo partiti dal Passo Valles e abbiamo costeggiato per un primo tratto una carrozzabile ben battuta e poi abbiamo tagliato in mezzo a questo ben di Dio, a questo mare di neve fresca e niente, siamo riusciti ad arrivare in cima. Adesso manca ancora un pochino, arriviamo all'arrivo della funivia del Col Margherita. Tanto ci vediamo dopo, buon proseguimento di video e basta. Ciao. Giornatina. Guarda che bella che so, non schifo. Siamo quasi arrivati. Ci siamo dovuti prendere un giorno di ferie per venire in montagna perché tra la mia bronchite, tra
la reperibilità di Nico di questo weekend, tra il brutto tempo dal weekend scorso. Siamo stati tanto tempo lontani dalla montagna e sinceramente sì, non mi fa bene proprio per niente. E quindi oggi è martedì grasso, soprattutto abbiamo scelto proprio un giorno perfetto per prenderci ferie. C'è il mondo di gente in giro. Siamo riusciti lo stesso a trovare un bel percorso un po' fuori traffico, se possiamo dire così, e soprattutto con una vista mozzafiato. Per me e Nico abbiamo raggiunto l'Everest da quanto che siamo stufi. Veramente c'è un disastro un po'. C'è proprio un masseo. Che fatica. Cosa sia sta roba qua? Fammi vedere, altro che mi scappusso quei ciaspoli maledette. Col Margherita. Nel calcare dell'Attemar millenni di erosione hanno scavato gallerie, cunicoli e caverne. In questi anfratti naturali, circa 25.000 anni fa, trovava riparo il maestoso orso speleo, Ursus speleaeus. Madonna che brava che so. Eccolo qua, un tipico esemplare di orso speleo. Oh, guardate che abbiamo raggiunto l'Everest. Ah, no. Che fatica, canaglia. Bravo amore, mi dico bravo anche da solo. Madonna di Dio. Fatica. Un co' Dio. Madonna, ma quanta fatica che abbiamo Mamma. fatto. 3 settimane che non andiamo in montagna, mi sembra di essere E che ti un anno, Dio. E che me alleno? E che te un anno? Un anno? Ah, Un anno, 2N. Ah, credevo un piccolo nano. So, anche un anno, so. No, amore. Sì, e che te corri? Pensate mica non fa sul Mamma, cazzo da ragazzi. mattina a sera? No, non è vero, dai. Non è vero. Mi alleno, fa il ginocchio sempre. A parte quando che stavo male, praticamente de continuo.
vogliamo raccontare l'episodio che abbiamo appena fatto? Niente, allora siamo arrivati praticamente in cima alla cabinovia del Col Margherita. Abbiamo trovato un bel bar, bello. Siamo entrati. Volete mangiare? Sì. Abbiamo una fame. Ci sediamo, che bel caldino che c'è qua dentro. Madonna, Nico, senti che ben che si sta. Guarda i prezzi. Insomma, mi è venuto tipo una specie di attacco d'asma. Il prezzo, c'è solo del coperto, del pane. Mamma mia. E quindi, dato che siamo poveretti, che abbiamo detto al cameriere, ci dispiace, ma non è che c'è un panino da 5 euro. No, mi fa, signora, niente da fare, mi dispiace. E allora possiamo andare via perché non fa per noi. Sì, nessun problema, anzi grazie che ce l'avete detto. Ecco, quindi siamo scappati. Ma io che scampiamo, mangiare un paninetto e se che mangiare un pedo, ceci pronti in scatole. 2 euro. E dai, manco che tirchi taccagni. Ascolta, ma che abbiamo comprare una casa. Se che mo indebita fuori dei modi, adesso che abbiamo un sacco di problemi qua a casa. Che era quello che prima vi dicevo, che forse è meglio che vi racconto un'altra volta. Un sacco di problemi con la casa. E quindi no, va benissimo una sola birra al parcheggio. Manine. Così. T-Rex, sono io una T-Rex immensa. Comunque, dai, cazzate a parte, guardate dove stiamo scendendo. Cioè, che meraviglia. Stiamo scendendo proprio dove scendono gli sci alpinisti. Tanta roba, sì, lo so che ci odiate i sci alpinisti, lo so. Anche a me mi fa schifo quei ciaspole, lo so, mi fa proprio vomitare, però ho paura dei mesinoceti, dei miei legamenti, per questo che non voglio mettermi in sci per fare sci alpinismo. Ma io so sciare da quando sono piccolina, però ho paura di farmi male, quindi continuerò con le ciaspole maledette, che tanto Nico ama. Guarda che bei. Spero che questo giro vi sia piaciuto, quindi vi do appuntamento alla prossima, spero domenica prossima. Nel frattempo vi auguro una buona settimana a tutti e un bacione. Ciao a tutti, grazie.